Buonasera, benvenuti alla nostra preview, l'anteprima del weekend sportivo, del weekend calcistico, con come sempre il Catania in primo piano, e in questa puntata lo sarà ancora di più, perché intanto vado subito a presentare i miei ospiti. C'è presente in studio il vicepresidente del Catania Vincenzo Grella. Buonasera. Buonasera Marco. Buonasera. Con me in studio anche il collega e amico Alessandro Vagliasindi. Ciao Alessandro. Buonasera a tutti. E poi la bellezza ovviamente che non può mancare di Naomi Moschitta. Ciao Naomi. Buonasera Marco, buonasera agli amici a casa, ai quali porgo il nostro consueto invito a interagire con noi grazie al numero WhatsApp. Naomi, io torno subito da te, perché poi entreremo nel vivo con qualche domanda, insomma, con il vicepresidente del Catania, per fare un po' il quadro, il punto di quella che è la situazione del campionato di Serie C, con il programma della prossima giornata e la classifica aggiornata. Il prossimo turno, quello dell'8ª giornata, prevede in campo Monterosi-Cerignola il 14 ottobre alle ore 14. Stesso giorno alle 16:15 si gioca Foggia-Brindisi. Il 15 ottobre alle 14 si gioca Benevento-Picerno e Juve Stabia-Catania. Ancora Messina-Giuliano, mentre alle 16:15 c'è Latina-Monopoli, Taranto-Crotone e Virtus Francavilla-Sorrento. Il 16 ottobre ore 20:30 si gioca Casertana-Avellino e Potenza-Turris. Vediamo se possiamo andare anche poi con la grafica. Di certo andremo con la grafica della classifica, con Naomi che ce la legge subito. La classifica capitanata da Juve Stabia a 15 punti, seguita da Benevento a 14 punti, mentre a 12 punti troviamo Latina e Foggia, 11 punti per Picerno e Virtus Francavilla, 10 punti per Avellino, Turris, Crotone e Potenza, 9 punti per Cerignola, 8 punti per Catania, Taranto, con una partita giocata in meno entrambe le squadre, 8 punti anche per Casertana e Giuliano, 7 punti per il Brindisi, con una partita giocata in meno, una partita in meno anche per il Messina, quota 6 punti. Il Sorrento a 5 punti, seguito da Monopoli 4 punti e Monterosi a 2 punti. Eccola qui la classifica, che lasciamo un attimino in più, insomma, per farla vedere dopo che l'ha letta Naomi, perché la prima domanda che facciamo a Vincenzo Grella è: guardando questa classifica, che cosa dice dell'inizio di campionato del Catania? È abbastanza in linea con il mio pensiero dopo aver fatto, secondo me, una squadra forte, ma per metterlo insieme abbiamo messo un po' di tempo, abbiamo cambiato totalmente la guida tecnica insieme allo staff e sapevo che all'inizio potevamo trovare qualche difficoltà. Ti dico sinceramente, sono felicemente sorpreso del modo con cui la squadra è entrata in campo, ha cercato di sempre fare la partita. A parte Monopoli abbiamo sempre fatto buone prestazioni, dove intravedi dei miglioramenti che possiamo fare quando la conoscenza tra i calciatori e lo staff diventa sempre migliore. Abbiamo una partita da recuperare, che comunque bisogna sempre vincerla, però con questa partita da recuperare... Probabile? Ormai con la Lega Pro non possiamo mai dirlo. Penso di sì, però sì, quando saremo pronti, cercheremo di fare il punteggio pieno. È una squadra che secondo me può crescere ancora tantissimo, c'è una mentalità giusta, voglia di mettersi a disposizione, non abbiamo ancora l'impianto diciamo perfetto, perché abbiamo una base solida e i ragazzi si sono sempre messi a disposizione insieme al mister di girare un po' sui campi dove noi possiamo lavorare durante la settimana, e spero a breve di averli allo stadio a lavorare tutti i giorni, dove creeremo un po' la nostra fortezza per puntare in alto. Io su questa analisi aggiungo una riflessione su diciamo, l'aspetto negativo che probabilmente ha condizionato alcuni risultati. L'aspetto negativo è
i tipi di gol subiti che mettono in risalto non diciamo come colpa della difesa in quanto reparto, ma di atteggiamento di squadra, però mettono in risalto degli errori che una squadra di quel livello, come ha sottolineato lei, appunto, di un livello auspicabilmente per competere al vertice, non può subire, perché il gol col Crotone, il gol con Latina, il gol col Foggia sono degli atteggiamenti che non sono da grande squadra. Ecco, su questo lei cosa pensa? Concordo con l'analisi, Alessandro. Per me la difesa deve essere una roccaforte. Non vorrei mai passare quel messaggio come noi vogliamo solo pensare a difenderci. Vorrei sempre una squadra che propone calcio, che ha voglia di attaccare, che ha voglia di andare a prendersi i 3 punti, però c'è anche l'avversario, bisogna anche sapere difendere nei momenti chiave della partita, perché poi possono anche compromettere un buon lavoro, una buona prestazione. Poi un errore abbastanza banale ci costa o il punteggio pieno o veramente poi la sconfitta, e dove ci rimani molto male. E su questi errori si poteva programmare meglio l'inizio della stagione con un tempo più ampio, con delle scelte magari più consone alla formazione di una squadra completamente nuova, quale poi è risultata essere il Catania? È una considerazione che possiamo fare insieme anche per spiegare, perché è un tema che tra i tifosi, insomma, tra gli addetti ai lavori è molto dibattuto. Alessandro, sulla parte del volume di tempo di preparazione, secondo me ci siamo. Se cambia di poco. È normale, facendo una squadra praticamente da zero, hai sempre la complicazione di inserirli quando completi un contratto. Per completare il contratto a volte uno lo fa in 3 giorni, un altro lo fa in 2 settimane. Purtroppo il mercato è questo, e l'obiettivo è di prendere calciatori di un certo livello c'è sempre stato, perché pensavo, siamo sempre in tempo a scendere, preferisco puntare su calciatori di un livello superiore, e se non riesco a trovare la quadra in un budget complessivo della prima squadra, abbassiamo il tiro e so che posso eseguire un contratto in pochi giorni. Per quanto riguarda la preparazione come amichevoli e come preparazione, diciamo, prima della stagione, c'erano un po' di difficoltà. Uno era il timing dell'avversario e 2, anche spostare la squadra e farlo tornare in un lavoro, diciamo, che voleva mettere in piedi il mister, considerando che aveva quasi 20 nuovi calciatori a disposizione. Quello era cercando di trovare il giusto equilibrio. Oggi posso dire che il precampionato, sicuramente l'anno prossimo, anni da venire, sarà fatto in un modo diverso, con forse una programmazione anche diversa, perché abbiamo imparato tanto in quest'estate. Un ritiro, scusami Marco, perché ne abbiamo appena parlato, un ritiro fatto magari Nord Italia, in altura, dove è più facile trovare delle amichevoli competitive. Come mai questa opzione non è stata alla fine valutata, o se è valutata perché si è preferito farlo a Zafferana? È stato valutato. La decisione è stata presa in funzione di quanti nuovi calciatori dovevamo fare venire qua, non solo per fare le visite, poi la firma dei contratti, avendo la squadra più vicino è più facile poi inserirli, un po' per discorsi di amministrazione, un po' per sempre avere un aggancio al territorio, perché ci siamo trovati benissimo a Zafferana. Il comune ha messo a disposizione tutto quello che poteva per accomodare la squadra. È normale, ci ha mancato un avversario forse che poteva
mettere un po' più allenante, e senza dubbio l'anno prossimo sarà programmato diversamente per sempre avere un contatto con il territorio, ma poi anche trovare degli avversari più impegnativi. Abbiamo parlato di questo inizio di stagione del Catania, oggi ha parlato invece l'allenatore del Catania Tabiani, perché la squadra è partita esattamente per la Campania, dove giocherà domenica alle 14 dopo lo spostamento del fuori onda con il vicepresidente. Commentavamo appunto dei vari spostamenti che ci sono, uno che ha coinvolto anche il Catania. Andiamo a sentirlo Tabiani, perché parla in questo stralcio che abbiamo tirato fuori delle critiche della città e di quello che è il suo sentimento in tal senso. Ognuno è libero di fare quello che vuole, chi vuole criticare può criticare, chi vuole sostenere può sostenere. Sono le stesse parole che ho detto post Caserta, quindi non le dico oggi che magari c'è stata una settimana. È chiaro che tutti preferirebbero lavorare o comunque essere in un posto dove c'è più sostegno che critica, ma questo fa parte di dove sei, è una piazza esigente, è una piazza con un grande numero di spettatori e un grande numero di tifosi che magari non viene, quindi tutto è un po' più ampliato. È anche vero che dobbiamo accettare di vivere che nella settimana dove abbiamo vinto a Caserta, vinto col Messina, fino a sabato eravamo in una situazione d'oro, e il lunedì mattina dopo la partita con il Latina sembrava che fosse scoppiato un putiferio. Queste le parole di Tabiani, lo sentiremo anche dopo. Grella, Tabiani che ha detto anche: io sento tantissimo la fiducia della società, che lei ci può confermare anche qui. Lui ha la mia piena fiducia, se no non lo prendevo. Abbiamo parlato più volte che io lasciavo che lui lavorava con la squadra, che io gli davo sempre grande supporto e non era solo basato su un risultato secco, che gli lasciavo tempo di lavorare, a patto di una cosa, che lui faceva un calcio aggressivo senza attendere l'avversario e rappresentava questa città e questa società in un modo sempre coraggioso. La parola che mi viene subito in mente è con coraggio. Lavorare a Catania non è facile, non è per tutti. Ci sono grandi pressioni e dico a tutti: se non riesci a lavorare, convivere con queste pressioni, mi dispiace, però non puoi lavorare con noi. Fino ad ora lui ha dimostrato di riuscire a conviverci? Sì, lui sta lavorando benissimo, ha accanto un direttore sportivo che ha grande esperienza, conosce la città. Stanno creando anche un buon feeling tra di loro, per quello io penso lui deve solo continuare a lavorare, mai fare un passo indietro, ma pensare come facciamo 3 passi in avanti. Senta, ci può dire, perché lei l'ha detto, no? Il coraggio, noi cercavamo un allenatore che sapesse far sì che la squadra imponesse il proprio gioco. Che cosa ha fatto pendere quest'estate l'ago e la bilancia nei confronti di Tabiani? Perché chiaramente, ovvio, dei sondaggi li avete fatti anche con altri allenatori. Certo. C'erano più caratteristiche. Lui ha fatto la gavetta, è partito da basso, ha fame, secondo me ha fatto giocare bene una squadra medio-basso con una lista di calciatori diciamo non di prima fascia. Non di prima fascia, e ho sempre pensato, mettendogli a disposizione una squadra dove c'è veramente talento individuale, che lui poteva creare quel collettivo che esalta al massimo questi calciatori che hanno una qualità superiore al livello dove siamo, per creare una squadra che poi dura anche nel tempo, perché noi non dobbiamo cambiare 20 calciatori ogni estate. Questo era il pensiero. Avevamo una cifra buona per lavorare, per costruire qualcosa che dura nel tempo, e volevo un allenatore che sposava un po' questo percorso di crescita anche come stile di gioco, avere una certa identità, che quando gioca in Catania
tutta Italia sa che Catania gioca in un certo modo, ha dei principi di gioco e sapevo che questo un po' di tempo ci vuole e non c'è mai tempo nel calcio perché ogni maledetta domenica o sei bravo o sei scarso. Come diceva il film, no? Come diceva il film. Mi sono promesso prima di venire qua a lavorare per il presidente che non mi facevo condizionare dalla maledetta domenica. E dunque dal tempo? Cercavo di creare dei percorsi programmando, pensando, riflettendo sempre prima di agire perché di riflesso siamo tutti bravi, poi una volta che prendi una decisione se non ci hai pensato bene non puoi tornare indietro. E conosciamo bene le responsabilità che abbiamo oggi, non è una cosa che prendiamo alla leggera, non solo per quanto riguarda le responsabilità verso la città, ma io ho una grande responsabilità verso la famiglia che versa i soldi nei conti del club e non è una responsabilità che io posso andare a letto la sera tranquillo. Lei ha parlato del tempo, ne ha parlato già più volte in questo quarto d'ora di inizio trasmissione, ne ha parlato in altre interviste che ho sentito. È chiaro che a Catania, lo sappiamo, c'è la pressione, c'è la voglia del risultato, eccetera. Per cui possiamo andare a dire quello che soddisferebbe la dirigenza del Catania in questa stagione. Qual è l'obiettivo reale che vi siete posti anche in termini di risultati? Ma il risultato finale è quello di cercare di essere sempre agganciato ai primi posti. Stare nei primi 3 posti e vincere poi il campionato a volte sono delle situazioni di una partita piuttosto che un'altra che può cambiare un po' il tuo destino. Se noi non siamo nei primi 3-4 posti a fine della stagione, per quanto riguarda il mio lavoro sarei molto deluso e aggiungo anche che assumerò tutte le mie responsabilità, Marco, perché tante decisioni importanti le ho prese io con grande supporto da parte del presidente Pelligra e non mi nascondo dietro altri o dirigenti o personaggi del club perché ho bisogno di un altro anno di tempo, no, per mettere in piedi le idee che ho. Io sono uno che assumo in pieno tutte le responsabilità nel bene e nel male. Per quello, come l'anno scorso ci hanno fatto dei complimenti, quando non è così viverla, accetto. Se rimane in una logica professionale sono sempre lì per cercare di vedere dove posso migliorare perché non penso di essere nato imparato. Andiamo da Naomi, immagino che ci siano tanti messaggi, Naomi, per il vicepresidente. Tu ci farai una sintesi ovviamente come sai far tu. Siamo stati travolti da messaggi per il vicepresidente. Io partirei con qualche cucchiaino di zucchero e quindi con tutti gli attestati di stima che sono arrivati per il vicepresidente. Partiamo da questo. Buonasera Presidente, lasci stare certi commenti su Tabiani e società. Sicuramente già si sono dimenticati che 2 anni fa nemmeno esisteva il Catania. Con questa gestione sono sicuro che saremo una società forte e che ci porterà dove meritiamo di stare. Ancora scrivono: ci vuole tempo, ma fra qualche settimana questi ragazzi voleranno, dandoci ottime soddisfazioni, sempre Forza Catania, grazie. Adesso passiamo alla brace sul fuoco. Si può chiedere a Grella se l'obiettivo della Serie B è un obiettivo da raggiungere in 2 anni e se sì, che Grella lo dichiari in modo chiaro, in maniera tale che anche il più ottuso degli individui lo comprenda. Grazie. Una domanda per Grella: quando e se sapremo dove si farà il centro sportivo? È ancora nei piani della società? Grazie Nico. Vi lascio la parola per rispondere a questi primi spunti. Allora, io andrei intanto su obiettivo 2 anni per la Serie B. L'obiettivo è di creare la squadra più competitiva possibile entro un budget che il presidente e la sua famiglia mette a disposizione. Un dirigente che dice che non vuole vincere e è contento solo, penso dovrebbe cambiare mestiere. Il nostro obiettivo è sempre di vincere,
Però dobbiamo anche mettere le cose in un certo contesto, no? Che 15 mesi fa non c'era un club, dopo 15 mesi c'è un club che ha voglia di costruire qualcosa che dura nel tempo. Il famoso detto di fare un passo più lungo della gamba non l'hanno detto per così, c'è un motivo dietro. Io non vorrei essere capito male nel mio passaggio di adesso, ma noi dobbiamo stare molto attenti ai passi che facciamo perché siamo responsabili delle azioni. E avere un club che può durare nel tempo, a volte uno deve prendere delle decisioni che nel tempo breve non dà sempre le risposte che chi non ha quella responsabilità vuole sentirsi dire. Purtroppo non posso sempre accontentare tutti e chi capisce, capisce, chi non capisce capirà strada facendo. Su questo tema, Marco, e poi andiamo sul centro sportivo. E poi andiamo, bravo, sì. perché questo lo volevo trattare dopo la pubblicità. Assolutamente. Su questo tema, il budget lo decide Rosario Pelligra solo ed esclusivamente lui, o è un discorso che coinvolge altre persone? Per fare chiarezza. No, il budget del club è deciso dalla famiglia Pelligra, che non sono soldi di Rosario. Loro hanno un consiglio di amministrazione, lui ha portato i vari opzioni, loro hanno confermato una delle opzioni che avevo presentato. Quando loro hanno confermato questa cifra, poi abbiamo iniziato a lavorare sulla divisione, perché il budget non era legato alla prima squadra, il budget è una spesa complessiva. Noi abbiamo fatto investimenti in zone della società che oggi non porterà e non si vede, ma tra qualche anno porterà dei vantaggi al club che spiegarlo non è sempre così facile, perché noi cerchiamo sempre di dire quello che serve e non di più, perché non sempre tutte le cose che diciamo oggi possiamo poi metterlo in funzione tra 2 anni. A volte devi un po' cambiare il tiro e modificare un po' la strategia. Per questo capisco che è difficile per la gente in questo momento digerire questi passaggi, però preferisco non dire quello che loro solo vogliono sentire, ma dire quello che so che io posso fare. E la quota budget destinata alla prima squadra è una quota compatibile con l'ambizione di stare sempre tra le prime 3, quello sì, che diceva lei prima? È un budget molto competitivo per Serie C, infatti se vedi i calciatori che noi abbiamo oggi, se uno fa 2 conti, vedi che è una squadra abbastanza costosa, che non tanti hanno la forza nella rosa, perché noi abbiamo sa cosa, molti confondono sostenibilità come mancanza di ambizione. Ecco, vorrei che fosse fatto chiarezza su questo aspetto, perché è molto importante. È difficile fare chiarezza su dei principi che chi vuole leggere e capire il motivo perché uno parla di creare un movimento sostenibile per una società che è fallita 15 mesi fa. Cioè, chi non capisce che noi stiamo cercando di gettare giù le basi perché il club va avanti senza sempre grandi investimenti del presidente, che poi lui lo fa, ma li prendiamo con un grande sorriso, ma il giorno che non c'è, che non penso esiste, ma se succede qualcosa, che il club sta in piedi. Cioè, questo è un sano principio di management, di gestione, che va oltre al risultato della maledetta domenica. E io capisco, perché io sono arrabbiato come tutti quando non vinciamo, non è che io vado a fare festa. Siamo qua a fare grandi sacrifici, a mettere a disposizione tutto noi stessi per creare un movimento che dura nel tempo. Non so come spiegarlo in un modo più chiaro. Chiaro.
L'abbiamo inteso, la sostenibilità era proprio una domanda importante da fare in tal senso. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo ancora col vicepresidente del Catania Vincenzo Grella per parlare magari appunto anche degli investimenti futuri, si parlava del centro sportivo e magari torniamo anche sul Massimino, sul Cibalino e su tutto il resto, a fra poco. Di nuovo in studio, seconda parte della nostra preview in compagnia di Vincenzo Grella e ricominciamo parlando anche di quello che chiedevano i tifosi, i progetti a più lunga scadenza. Abbiamo parlato della sostenibilità, di un progetto sostenibile, ha provato a spiegarlo con le sue parole. Intanto le chiedo, per quanto riguarda il Massimino, perché la scelta di andare sul secondo bando e non sul primo? Abbiamo visto che chiaramente c'è una durata diversa, quello intuitivamente è stata la prima cosa che abbiamo notato. C'è dell'altro? No, c'è che era un documento complesso, in quel momento stavamo in mezzo all'iscrizione e poi la fiduzione per il campionato con il presidente straniero. Capisci che per il discorso delle banche c'erano molte difficoltà, è cascato proprio in quel momento il primo bando e la decisione avevo preso io perché non ero convinto di tutta l'informazione che mi è stato dato e prima di firmare un documento così importante dove obblighi i club di assumere certe responsabilità, volevo essere sicuro che avevo fatto tutti i passaggi giusti. Qualcuno mi suggeriva di firmare, poi vediamo, no? Dopo ce lo mettiamo a posto e mi ha fatto riflettere su come un dirigente può incasinare un club perché ascolta cattivi consigli. Io faccio grande riflessione quando prendo un impegno e non avevo il tempo e tutta l'informazione che mi dava la tranquillità di firmare. Torna il tempo. È sempre quello, sì, ma poi anche una nostra mentalità nel essere sicuri che quando prendi una decisione, quando firmi un documento lo porti in fondo e paghi quello che devi pagare, non che io firmo, poi vediamo, se non mi torna, vediamo. C'è quell'atteggiamento di anche approfittarsene un po' del potere del club, non l'ho mai messo in campo, non ho mai provato di fare delle forzature perché oggi ha un risalto importante. Ho sempre cercato di rispettare le regole e chi cercava di mettere in piedi certe dinamiche perché tutti erano contenti di un accordo. Per quello il tempo era quello, io non ero tranquillo di andare avanti e ho preso più tempo. Senta, a proposito di tempo, che tempi ci vorrà? Parlava prima di fare del Massimino la nostra fortezza anche durante gli allenamenti. Noi abbiamo anche delle immagini che ci girano anche i tifosi del Cibalino, dei lavori che si stanno facendo. Che tempi ci sono per arrivare a fare in questo momento del Massimino la vostra fortezza anche durante la settimana e poi andremo avanti col centro sportivo? Sì, per quanto riguarda lo stadio secondo me siamo in fondo, manca veramente poco, ci sono ancora dei piccoli lavori che prenderà a carico la società, anche se l'investimento, i soldi spesi da parte del comune, il ripristino dello stadio è stato un lavoro meraviglioso. Io ho la fortuna di viverla tutti i giorni, ogni tanto mi vado a sedere in tribuna a vedere il campo, è un posto speciale, un posto che ha un'energia oggi molto positiva. So che qualcuno vuole smorzare questa energia positiva, ma non saranno capaci. Proveranno, ma non saranno capaci perché noi vogliamo solo coltivare questa energia positiva
cercando di comportarci sempre in un modo serio, professionale, non deviare da certe responsabilità e dare tutto quello che serve, perché i nostri ragazzi quando giocano al Massimino sentono questa energia positiva. E quando vedremo al Massimino in prima squadra giocatori del settore giovanile, inteso il centro sportivo da cui dovrebbe partire questo progetto, che tempistiche prevede nella sua immaginazione? Questa è una bellissima domanda. La mia voglia sarebbe già da domani. So che per creare giocatori al nostro interno un po' di tempo ci vuole, secondo me un paio d'anni prima che iniziamo a vedere, diciamo, con un modo un po' più regolare. C'è Marco Biagianti e Michele Zeuli che allenano nel settore giovanile, conoscono bene la mentalità del club, quello che vuole vedere il club come impostazione, stanno facendo già tanti lavori supplementari con tutti i ragazzi. Promettere un tempo, 1 anno, 2 anni, 3 anni è un po' difficile, perché i sviluppi un po' della prima squadra, come sale di livello la prima squadra, dovrebbe salire con la stessa velocità il settore giovanile, e questo è un equilibrio difficile da controllare, perché sono convinto che oggi la nostra prima squadra ha un valore tecnico importante. Preparare un ragazzo pronto per competere in quella prima squadra non è facile, però stiamo lavorando bene. Orazio Russo, che ha nel sangue rosso-azzurro, chi più di lui può trasmettere a quei ragazzi i valori d'appartenenza del club. Lui è l'esempio lampante di quello che il club vuole vedere, un ragazzo di Catania che poi gioca in prima squadra a Catania. Ma dopo 1 anno e 4 mesi dal vostro arrivo a Catania, lo sviluppo del progetto legato al centro sportivo è nella fase terminale, nel senso che siete davvero ormai alla scelta e quindi all'inizio vero e proprio dei lavori, o ancora secondo lei passerà del tempo? Passerà tempo più per trovare l'accordo insieme al Presidente su come metterlo insieme questo centro sportivo. Abbiamo fatto già dei disegni per avere un'idea di come lo vogliamo. L'area è stata individuata? Ci sono 3 zone diverse che il Presidente sta valutando, non solo per quanto riguarda il centro in sé, ma per il livello di investimento che poi un insediamento terreno, più ampio. Con questo terreno che ha poi un valore per lui immobiliare, che ha un senso per giustificare l'investimento. Più facile per me perché lo vedo sotto il profilo solo sportivo, perché lì cresce il futuro del club, e per trovare una dinamica sostenibile serve che noi portiamo i ragazzi dall'interno del club per abbassare il costo della gestione della prima squadra. Per quello la mia visione del centro è un po' diversa dalla sua, ma è normale, io vengo dal campo, lui è un costruttore, è anche giusto, no? Che noi facciamo questi confronti, perché poi alla fine Alessandro, la sua famiglia investe tanti soldi e devono avere anche una loro tranquillità che gli investimenti hanno una certa logica. Grazie. Lei sul tempo, torniamo al discorso tempo, sul tempo non può darci delle indicazioni a questo momento. No, di tempo sul centro sportivo è una cosa, perché mi chiedo anche se... È talmente grande, Marco, l'investimento che come faccio a dirti che noi lo possiamo fare entro 6 mesi, quando no, devi spendere tanti milioni di euro, e io voglio che il Presidente è tranquillo, perché questo non può togliere dal club. Noi dobbiamo avere un budget per il club, e poi il centro sportivo deve avere dei fondi separati, perché se iniziamo a mischiare le cose andiamo in una zona pericolosa, perché la gestione di un impianto così grande ha dei costi che poi il club deve sostenere.
Ma la Serie B subito sarebbe una spinta a tutto oppure è un fatto indipendente? Secondo me no, aiuta, però non è solo questo. Lui conosce bene il nostro progetto, l'ha condiviso con me e è d'accordo su tanti principi per creare un movimento sostenibile. Poi è diventato anche tifoso, il presidente vive la partita in un modo molto intenso, sente la responsabilità della città, è normale che lui vuole vincere quest'anno, ma chi è che non vuole vincere? La questione stadio? È stata nuovo stadio, sto dicendo. Per quello che vedo oggi al Massimino, noi non abbiamo bisogno di un nuovo stadio. Noi dobbiamo abbracciare quello che noi abbiamo e dire grazie, perché siamo fortunati, perché è uno stadio da Serie A oggi. Sì, manca dipingere una finestra e mettere una porta su un bagno. Però, sì, tabellone, però entrare dentro lo stadio quando è vuoto ti dà la sensazione di essere non solo in una città, ma è uno stadio da Serie A. Naomi, perché dobbiamo lasciare il vicepresidente, per cui facciamo l'ultimo intervento da casa e poi un paio di domande ancora. E poi un paio di domande ancora, vediamo. Bene, stesso schema di prima, quindi partiamo con una carica motivazionale per il nostro vicepresidente, perché scrivono: Grella, non dare retta a quei 4 disfattisti che si camuffano da tifosi, ma che invece sono solo nemici del Catania. Continua dritto per la tua strada, abbiamo un'ottima squadra e un allenatore bravo. Ancora scrivono: buonasera, Grella, non dare peso alle persone, mi ricordo che quando eravamo in Serie A la gente voleva l'Europa League. Grande Tabiani, Alessandro. Adesso andiamo un attimino ai temi caldi, perché proprio a proposito di stadio scrivono: volevano chiedere al signor Grella se è possibile rimuovere le barriere che dividono tribuna A e curva sud, perché si vede poco il versante offensivo accanto alle panchine per chi sta nel sud settore E. Grazie. Ancora, buonasera, vorrei sapere se il vicepresidente è sempre dell'idea che il cammino finora fatto dalla squadra sia in linea con quello preventivato. Grazie, salvo. Ultima, come mai non si è investito per dei centravanti fortissimi che avevano segnato tanto nella stagione precedente in C? A voi le risposte. Centravanti intanto e poi il discorso del campo, anche per favorire la visione delle persone. Come con tutti i calciatori, quando noi dobbiamo prendere una decisione, devi poi stare dietro alla tua decisione. Io quando ho inseguito Di Carmine all'inizio non pensavo di portarlo, pensavo che era un calciatore che aveva voglia di stare in un altro livello, perché lui è di un altro livello. E piano piano ho lavorato ai suoi fianchi tramite più persone che conoscono il calcio, e il giorno che mi ha detto al telefono che era convinto di venire, sono rimasto per un paio di ore troppo felice, perché nella mia proposta lui ha accettato meno di quello che lui poteva prendere da un'altra parte, perché avevo convinto lui insieme a Antonello Laneri che questo progetto era vincente. Ora, parlare di un attaccante che ha fatto più gol in Serie C con uno che giocava in Serie A, sai, a volte fai fatica un po' a pesare le cose, perché posso prendere uno che ha fatto bene in Serie C, che ha fatto forse più numeri di uno che gioca in Serie A, ma chi conosce bene i livelli tra la Serie C e la Serie A è come un altro sport. Certo. Siccome lui giocava solo qualche anno fa in Serie A, e secondo me lui è venuto non solo perché era di A o B, ma è venuto con la mentalità giusta, perché a un certo punto lui non parla più di soldi, ma parla solo del progetto e dove lui poteva scatenare nuovo entusiasmo per la sua carriera, perché lui mi dice che lui ha sempre voglia di giocare, ha voglia di andare a allenarsi, ha e voglia tanti di giocatori mettersi. avete preso per questo motivo. E questa mentalità, Marco, per me pesa di più di
ha fatto 3 gol, 5 gol, perché io so che il livello tecnico suo è superiore a tanti attaccanti di Serie C, c'è quasi come, faccio fatica a paragonare il livello di Serie A con quello di Serie C. Per quello sono felice che lui ha accettato, ma per il motivo del progetto e di scatenare nuovo entusiasmo nella sua carriera. Aiuto per il pubblico per vedere meglio la partita, insomma, Quello hanno ragione, perché io andare allo stadio, che poi non posso vedere, no, cercheremo insieme al comune di sistemarlo il prima possibile, perché non è accettabile questa cosa. Lei prima non ha mancato di assumersi delle responsabilità dicendo che a fine stagione potrebbe anche fare delle riflessioni qualora i risultati non fossero consoni alle sue aspettative. Quindi una ricerca del miglioramento da parte di tutti, parlo ovviamente della prima squadra. In cosa può migliorare secondo lei Tabiani per quello che ha visto finora e per quello che sa di lui rispetto al periodo in cui l'avete seguito in maniera anche abbastanza assidua? Secondo me il mister oggi sta lavorando fortemente sul nostro possesso palla, trovare certe soluzioni in avanti, impostare e cercare di controllare per più tempo i tempi e i momenti di gioco dei 90 minuti della gara. Il passaggio che hai fatto prima, Alessandro, sulla parte difensiva e il lavoro, perché per me la difesa è una difesa di gruppo, un collettivo, non si può individuare un singolo difensore piuttosto che un terzino. È un sistema. È un sistema, è un lavoro che va fatto come difesa collettiva, perché questo dà responsabilità e forza nella trasformazione da difesa in attacco, quando tutti si sentono partecipe sia nella fase d'attacco anche nella parte difensiva. Per quello secondo me possiamo migliorare e lui è il trascinatore, perché lui è in campo con loro tutti i giorni. Sempre avere un taglio nel dialogo con i ragazzi propositivo, cioè mai con un taglio negativo. Noi dobbiamo sempre avere un linguaggio tra di noi positivo, perché di negativo siamo circondati e se noi non siamo bravi a distinguere le due cose, piano piano delle situazioni di sensazioni negative entrano nel club. A parte il fatto che quando lo sento li butto fuori in un secondo, però noi dobbiamo essere bravi a convivere con le pressioni ma avere un taglio sempre positivo, e lui quando parla con i ragazzi deve avere sempre questo dietro la sua testa. Io l'ho seguito. Sì. Ha perdonato Bocic dopo l'espulsione di Caserta? Sì. Tornerà a disposizione. Mi ha fatto arrabbiare, mi ha fatto arrabbiare. Però col Messina. Perché lui è un bravo ragazzo, ha grande talento, si può esprimere ancora di più. Ha fatto una cosa che non mi piace, perché i nostri calciatori non devono essere dei santi, ma quel tipo di fallo non mi piace, non entra nella nostra cultura sportiva, anche se sta parlando uno che l'ha fatto 23 anni fa e ha avuto solo 6 giornate di squalifica. Solamente 6. Però il suo atteggiamento contro Messina in Coppa Italia sarà usato come esempio di come fa un ragazzo quando sbaglia. Entra in campo, si mette a disposizione della squadra e tramite i suoi azioni chiede scusa al presidente Pelligra, al suo mister Luca Tabiani e tutti i suoi compagni, perché le scuse detto così a voce a me non mi interessa. I fatti prima di tutto. I fatti. Siccome il ragazzo ha fatto vedere con le sue azioni come si fa, sarà preso come esempio. Lui dopo sconta la sua squalifica, rientrerà in gruppo, ma rientra
con mentalità vincente di un giovane calciatore che ha sbagliato perché ha fatto una cosa che non si deve fare, però ha risposto con atteggiamenti che voglio vedere io. Mentalità vincente che ci auguriamo accompagni questa società per tutta la durata del tempo, insomma, che sarete a capo di questa società così importante. Vicepresidente, grazie per la sua partecipazione, ci rivediamo a Castellammare di Stabia. Grazie. Una buona serata al Vicepresidente, noi ci vediamo invece fra pochissimo e andremo nel vivo proprio per parlare della partita che attende il Catania al 20 di Castellammare. Di nuovo in studio è arrivato Gianluca Russo. Ciao Gianluca, buona serata a te. Buonasera a tutti. Perché l'abbiamo detto, entriamo con i capelli bianchi. Esatto, vabbè, ma qua insomma, in quanto a capelli bianchi, diciamo, quello che forse sta messo meglio sei tu, oltre ovviamente, insomma, io faccio quello che posso, diciamo così. Senti, andiamo subito con Gianluca, perché Gianlu, volevo vedere delle statistiche che abbiamo preso delle due squadre che si confrontano al Menti domenica, perché abbiamo messo in raffronto alcune note statistiche particolari su entrambe le squadre. Noi lo ricordiamo, vediamo sempre, spesso e volentieri, quelle che sono le classifiche, no? Una classifica che riguarda tutte e 60 le squadre. Allora possiamo andare proprio con le statistiche a confronto per vedere come la Juve Stabia e il Catania si confrontano, no? Ad esempio nel possesso palla la Juve Stabia è nettamente inferiore al Catania, anche nell'1 contro 1 con la varia percentuale di successo. Nelle palle intercettate è superiore nettamente la Juve Stabia, i tiri subiti insomma sono, la Juve Stabia subisce poco ma anche il Catania tutto sommato. Passaggi filtranti, e poi vengo da te, il Catania è a metà classifica ma con dei dati che so che tu ci vuoi sottolineare. Sì, allora Marco, vedendo le statistiche, se le possiamo rivedere, si vede subito l'aggressività della Juve Stabia, quindi sì, già da questi dati il Catania può aspettarsi, a parte dai video, dalle analisi, può aspettarsi una Juve Stabia molto aggressiva, specialmente in casa, perché le palle intercettate sono 41 a partita, sono dati veramente importanti, così come i meno tiri subiti, quindi è una squadra che tiene possesso palla, che ha comunque un'aggressione sulla palla all'avversario importante, quindi sulla fase di transizione della palla, e così come i meno tiri subiti. Abbiamo parlato dei passaggi filtranti, dove il Catania comunque ha dei numeri discreti, chiaramente in miglioramento, in fase di miglioramento rispetto alle prime giornate. La statistica che non mi piace e non piace a nessuno, è l'ultima secondo me. Sì, sono i passaggi smarcanti. Secondo me è l'ultima. Il Catania, esatto, per la qualità che ha, è anche vero che non gioca con un tre quarti, quindi gioca con un centravanti, e il giocatore centrale più vicino al centravanti è il nostro play, quindi comunque non si hanno molti passaggi smarcanti per vie centrali, solo per vie laterali, perché giochiamo con gli esterni, ma avere 11 passaggi smarcanti con il 0% di precisione è un dato comunque allarmante a livello tattico. Posso uscire questi numeri per fare una considerazione? Sì. Quello che in questo momento fa la differenza tra il primo posto della Juve Stabia e centro classifica del Catania al netto della partita a recuperare è sicuramente il rendimento difensivo. La Juve Stabia, 2 gol subiti, miglior difesa dei tornei professionistici, non ha mai subito gol in casa, e evidentemente è una squadra che, oltre alla capacità di recuperare palla, che abbiamo visto dalle statistiche, evidentemente ha un equilibrio tra i reparti che dà questo tipo di rendimento. E quando tu hai una difesa così forte, che un po' lo diceva solo prima in trasferta, fra parentesi, esatto, in casa non ne ha preso neanche uno fino ad ora. Quando hai una difesa così forte, come diceva prima, e nemmeno il Catania in trasferta, fra parentesi, infatti, per cui già ti dai un'autostima ancora più alta, perché hai la consapevolezza che comunque nella peggiore delle ipotesi pareggi. Sì, sì. E poi la capacità di far gol, perché comunque in avanti hanno dei giocatori interessanti. L'abbiamo detto anche qualche puntata fa, cioè, vedi il caso del Catania, quando le partite non le puoi vincere non le devi perdere. Quello che è successo col Crotone e col Foggia. E in parte con Latina, perché comunque stava per accadere anche con Latina. Infatti, se poi, come hai detto tu, bene, la Juve Stabia, difesa forte, recupera tanti palloni, buon possesso palla, fa gol e prima.
È tutto là il discorso, quindi Certo. è chiaro che chi non è là sopra, come il Catania, ha delle carenze. Noi l'analizziamo settimana per settimana il Catania perché è la nostra squadra, quindi comunque le notiamo, i dati statistici non sbagliano, sono quelli, e anche a livello tattico è quella la differenza in questo momento tra Juve Stabia e Catania. Un'altra considerazione, Marco. Siccome, Sì, vai. Alessandro, io poi Prego. torniamo subito sul Catania, ma siccome lo vedo collegato, voglio salutare Ciccio Triolo da Messina. Ciccio, ciao. Buonasera a tutti. Ciao, Ciccio. Facciamo una parentesi anche sul Messina perché c'è una partita importante che si gioca e che vede il Messina in una situazione particolare di classifica, probabilmente anche attesa, Ciccio, ma è una situazione che però ha visto anche in parte della sfortuna durante questa prima parte del campionato. Poi ti chiedo di andare sulla formazione, sulla probabile formazione. Ma guarda, se vogliamo guardare un po' il campionato ci rendiamo conto, poi parlava della Juve Stabia. La Juve Stabia era partita per una stagione in cui c'entrava la salvezza e adesso si sta ritrovando lì su prima in classifica. È un campionato in cui è un po' tutto strano. Il Messina in avvio di questo torneo magari meritava qualche punto in più, ma non lo ha ottenuto. Ricordiamo la partita con la Turris dove aveva il doppio vantaggio, ma anche contro la Casertana nel recupero di mercoledì, qualche punto in più magari poteva anche meritarlo, però poi alla fine è venuta fuori la difficoltà nel gestire anche il vantaggio. Per questo la partita col Giuliano, mi collego alla tua domanda, diventa fondamentale perché è una sorta di banco di prova per una squadra che sta giocando ormai da 2 settimane ogni 3 giorni e quindi sta facendo fatica probabilmente anche dal punto di vista fisico. Perché se è vero, che dopo che a Catania in Coppa Italia ha giocato la seconda squadra e poi a Sorrento erano tutti i titolari, però poi con la Casertana sostanzialmente hanno giocato gli stessi 11 e adesso bisogna capire se a distanza di 3 giorni Modica deciderà di schierare la stessa squadra che ha giocato mercoledì. Senti, la vogliamo vedere? Poi si gioca giovedì. La vogliamo vedere? Sì. La squadra, appunto, io credo che sei rimasto tu sulle indicazioni della squadra che ha giocato le ultime partite, però appunto stavi approfondendo, domani c'è la rifinitura, noi lo diciamo sempre, andiamo in onda il venerdì, sabato le cose possono cambiare. Ma sai, soprattutto perché comunque questi sono i giocatori che hanno dato o stanno dando maggiori garanzie fino a questo momento, nel senso a sinistra Ortisi, che non è un terzino, sta comunque svolgendo il ruolo che Modica gli ha ritagliato in maniera dignitosa. Lia è stato il migliore in campo a mio avviso contro la Casertana. Qualche dubbio sinceramente ce l'ho sul ruolo su Franco, che comunque dopo 4 giornate di squalifica ha esordito a Catania e poi subito ha giocato in campionato e quindi potrebbe magari essere un giocatore che in questo momento può andare in debito d'ossigeno e Modica potrebbe farlo rifiatare mettendo magari Buffa, perché Firenze anche oggi si è allenato a parte e quindi difficilmente potrà essere della gara, e un altro può essere Ragusa. Ho scelto Ragusa più che altro perché dalle indicazioni che sembrano arrivare è entrato a gara in corso mercoledì, magari questa partita può partire titolare avendo anche l'entusiasmo di chi è riuscito a consentire di sbloccare la partita proprio contro la Casertana, perché l'azione alla fine l'ha costruita lui e Maus e Plescia sono i due punti cardine in questo momento davanti per il Messina, quindi questa può essere la formazione contro un Giuliano che si è riscattato contro il Taranto, una vittoria anche un po' a sorpresa, però che non è che sta facendo benissimo in questo campionato, quindi sarà una partita in cui arriveranno qui sullo stretto anche per vendere cara la pelle. Bisognerà vedere secondo me l'approccio di entrambe le squadre a questa gara, sarà fondamentale questo, e soprattutto i ritmi, che se il Messina riuscirà a imporre i suoi ritmi e non a farsi un po' mettere in gabbia come ha fatto la Casertana.
Ciccio, grazie sempre, noi ci sentiamo con le considerazioni tue anche la prossima settimana e ovviamente saluti ad Alessandro e Gianluca. nei nostri telegiornali. Ciao Ciccio. Allora, torniamo al Catania invece. Io voglio andare con Gianluca a vedere un pochettino quelle che sono le clip che tu hai isolato sul Catania. Come al solito, partendo dalla fase di non possesso e arrivando poi alla fase di possesso. Ad esempio, hai verificato per quanto riguarda la difesa un movimento anche corretto nella prima clip che noi vediamo. Sì, un movimento corretto che permette poi al Catania di trarne vantaggio, perché questa qua è la situazione su rimessa laterale, sì. Quindi questa è rimessa laterale con la difesa che si fa sorprendere. Si fa sorprendere Silvestri innanzitutto. Esatto, perché sul fallo laterale, insomma, un difensore esperto come Silvestri ma più che altro non può farsi abbiamo la possibilità di rivederla, magari vediamo se riusciamo a fare rivedere questa e poi torniamo su quella precedente. È questo, loro svuotano l'area di rigore e vanno tutti in prossimità della rimessa laterale, è chiaro che in quel caso là ci sarà un contromovimento di un giocatore, di un attaccante avversario per andare dentro. Quello spazio evidenziato col punto interrogativo non va lasciato scoperto, là bisogna andare a prendere una mezzala, un centrocampista, qualsiasi altro calciatore deve stare là in quella zona per interrompere questa palla. È uno schema che si fa in tutte le categorie. Loro sono stati un po' ingenui, a mio avviso, a lasciare quella zona di campo scoperta. Vediamo se riusciamo a recuperare invece l'altra azione di cui parlavamo in precedenza col movimento corretto della difesa. Questa è sempre la stessa di cui sopra, se no mi fio della regia e vediamo, eccola qua. Allora, situazione di ripartenza avversaria, palla scoperta. Ho evidenziato i difensori centrali che si guardano, postura giustissima. Stessa cosa, l'attaccante sposta la palla sull'out destro, i difensori anche là si mettono, si guardano in faccia, giusto per intenderci il movimento. Quella è una postura corretta su palla scoperta, come si deve muovere la difesa. Cosa succede? Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che si guardano, tengono la linea e consentono all'avversario di calciare da 30 metri. Isolano Mastroianni che perfetto. Poteva ricevere palla da Fella e costringono Fella a tirare da lì. Un movimento fatto benissimo, quindi poi vai a subire un tiro da lontano e va bene così in quella situazione. Inserimenti degli avversari. Nella prossima clip c'è un inserimento che non viene controllato, non viene in gergo assorbito, no, dalla difesa rossa-azzurra. Sì, ed è strano vederlo perché in questa situazione abbiamo già le coppie a livello tattico fatte, quindi ogni giocatore ha il suo uomo da seguire. Quando c'è uno scarico palla, quindi il cosiddetto gioco, diciamo un po' per intenderci, da terzo uomo, il giocatore con l'inserimento della tira viene lasciato da solo. È inconcepibile e c'è anche un ritardo nella diagonale, a mio avviso non può comunque arrivarci, però c'è un ritardo nella diagonale di un giocatore del Catania, quindi questa è un'amnesia tattica che il Catania non deve permettersi. Stesso discorso vale per una poca pressione che magari porta gli altri, le altre squadre, le squadre avversarie, a gestire meglio il possesso della palla. Sì, è un problema che Catania ha fatto vedere spesso in questo campionato. 2 contro 1, l'attaccante calcisticamente è morto, non può scaricare palla su palla libera, ancora toccare più volte la palla, nessuno va a fare pressione. In quel caso là abbiamo 2 giocatori del Catania dentro l'area di rigore, in una situazione senza senso, perché sono in 2, uno deve andare a pressare, l'altro magari gli fa la copertura se eventualmente dovesse essere saltato nell'1 contro 1, quindi invece è assolutamente passivo. Specie di Silvestri e Castellini. Esatto, e poi Curado, vabbè, si fa saltare dalla parabola del pallone, attratto dal pallone invece che al controllo del difensore. Diceva prima Alessandro nell'intervento con Grella che il Catania sotto l'aspetto difensivo qualche pecca l'ha avuta, più di qualche pecca magari in questo inizio di campionato. Abbiamo tirato fuori anche in questo caso dei dati che ci possono aiutare in tal senso. Poi torno da Naomi, li commentiamo insieme, Alessandro. Questo gol che abbiamo visto prima di Mastroianni somiglia molto a quello di Tribuzzi in Catania e Crotone. Quindi evidentemente c'è qualcosa Guarda quale, duelli difensivi vinti, la classifica che vedete è sempre relativa alle 60 squadre, Il Catania è nelle parti basse, sia per quanto riguarda i duelli difensivi vinti che le palle intercettate che i duelli aerei vinti. Stiamo parlando della fase difensiva, ovviamente. La fase difensiva non parliamo solo dei difensori, chiaramente. No? È chiaro, questo lo specifichiamo. Allora, questi dati sono importantissimi perché il Catania vince pochi duelli difensivi,
poche palle intercettate, pochi duelli aerei. Sì. Questo vuol dire che tu in questo momento ti meriti quella posizione in classifica, cioè non puoi essere primo, secondo, terzo con questi dati. È una situazione che devi obbligatoriamente andare a migliorare, non puoi perdere duelli aerei, non puoi non intercettare palle di transito verso la zona pericolosa, non puoi non vincere duelli difensivi. Quindi è chiaro, quindi quando tu dici che il Catania ha preso un gol fotocopia dell'altro, poi alla fine escono poi le statistiche e sono quelle. Cioè c'è un motivo perché c'è un susseguirsi di eventi negativi contro la difesa del Catania. Che poi se andiamo a prendere le individualità su queste statistiche dei giocatori del Catania, non sono individualità da posizioni così basse in questa graduatoria. Evidentemente è un problema di collettivo sì. Di movimenti, di automatismi, di roba da allenamento, da quotidianità. Poco fa infatti lo diceva anche Grella, bisogna difendersi da squadra, quindi non è mai un singolo che crea problemi, perché fosse stato un singolo lo metti fuori squadra e hai risolto, è un problema di collettività, quindi bisogna difendere tutti assieme. Torno da Naomi per i messaggi, vediamo se c'è qualcosa ancora, sicuramente su Grella, ma anche su queste ultime considerazioni. Allora, leggo qualche messaggio e poi c'è una chicca social su una questione che è molto cara a me e a tutti gli amici a casa. Partiamo dai messaggi. Grella ci ha seguito soltanto per la prima metà della trasmissione, adesso c'è Gianluca al suo posto. Secondo me, emulando un po' l'accento australiano, può rispondere anche Gianluca alle domande poste a Grella. Intanto scrivono: salve, lo scorso anno è andato tutto bene, oggi ci sono delle realtà diverse. Non critico, non giudico, dico solo il campionato finirà a maggio. Detto ciò, let's go. Let's go. Ancora. Tutti gli apprendimenti, compresi quelli degli schemi calcistici, seguono diverse fasi, vengono ricevuti, introiettati, poi assimilati ed infine diventano automatici. Diamo il tempo che ci vuole. Ancora, c'era un messaggio che avevo segnato, esatto questo. Grella, buonasera. Che non c'è, vabbè, Gianluca, buonasera. Saluta Grella anche, va bene. Ho tanta stima di lei. Secondo lei giocare in verticale, evitare il solito gioco sterile, utilizzare le fasce, aggredire gli spazi, la profondità e non scoprirsi in difesa, perché non si riesce a proporlo? Perché ci vuole il tempo, un po' l'ha detto, no? L'ha detto Grella, poi indubbiamente è chiaro che insomma poi si valuterà che cosa riuscirà a fare il Catania, che cosa ha fatto in queste prime 6 partite di campionato e che cosa riuscirà a fare nelle prossime. Gianluca, andiamo velocemente a parlare della Juve Stabia. Con le 3 clip che hai isolato tu, chiedo alla regia di andare proprio sull'angolo tattico della Juve Stabia, di cui siamo andati ad evidenziare soprattutto la fase di possesso, Gianluca, per cui anche un fraseggio su determinate incomprensioni che in difesa ci sono state da parte delle altre squadre. Parliamo della Juve Stabia, una squadra che gioca veramente bene a calcio, dentro casa è fortissima, la troveremo probabilmente con un 4-2, con 4-3-1-2. E adesso dalle immagini possiamo vedere delle giocate codificate molto pericolose. Per esempio questa è una di quelle, loro attaccano sugli esterni, vedete come è schierata la squadra avversaria, chiaramente la Juve Stabia è in maglia bianca. Cosa hanno fatto? Sì, hanno creato un buco difensivo, sì. Non si erano messi male gli avversari, ma sono stati bravi loro, perché hanno giocato in ampiezza tenendo sempre comunque 2-3 uomini in zona porta, che non è una cosa semplice, perché vuol dire che devi attaccare veramente con un numero di giocatori importante. Spostando palla veloce crei lo spazio, la postura dell'attaccante che va a ricevere palla è giustissima, quindi questo ti fa capire che è una giocata codificata, già preparata, ed è quello che si dovrà aspettare un po' il Catania. Attaccanti stretti ce le fai vedere nelle ultime 2 clip, perché portano a diverse azioni, anche addirittura a un gol, cioè il tridente d'attacco della Juve Stabia che si stringe molto proprio al centro dell'area. Mancherà Romeo, esatto, infatti poi lo diremo nelle formazioni, allora, se ci arriviamo. L'ho evidenziata perché loro non giocano con 3 attaccanti, giocano 2 attaccanti e una sottopunta. Sì. In questo caso loro vanno a fare comunque densità in zona centrale per cercare, vedi, adesso l'ho evidenziata, per liberare tutto lo spazio attorno. A cosa serve? Serve a una seconda palla sporca, serve all'inserimento della mezzale ed è una situazione tattica molto pericolosa questa, la fanno diverse squadre a livelli importanti come la Serie A, la Serie B, è una situazione molto pericolosa. Senti, la vediamo dall'altra parte, perché poi c'è un'altra occasione, un'altra azione, un'altra clip che hai evidenziato che porta addirittura a un gol, con l'inserimento dell'esterno. Sì, anche qua, vedi, portano palla sull'esterno, poi i 3 attaccanti vanno a fare densità in zona centrale, chiaramente attirano il reparto difensivo,
se la palla poi riesce ad arrivare all'uomo largo lato opposto, in questo caso Romeo, che non ci sarà 3 giornate di squalifica per non è lui. nemmeno altissimo, va a concludere praticamente da solo. Ci fermiamo e ritorniamo fra pochissimo con le probabili formazioni in campo al Mente. A fra poco. Allora andiamo verso la conclusione della nostra puntata di preview, che ha visto nella prima parte Vincenzo Grella parlarci insomma della prima parte della stagione, ma anche dei progetti del Catania. A proposito di progetti, c'è una squadra, caro Gianluca, che è nella massima serie della pallavolo. Stiamo parlando della Saturnia, Catania. Elite. Esatto, stiamo parlando di Superlega, vale a dire il migliore campionato del mondo, che sarà a Catania quest'anno. Ha cambiato allenatore, c'è un allenatore nuovo che si chiama Cesar Douglas e che siamo andati ad ascoltare in conferenza stampa. Sentiamo cosa ci ha detto. Ai ragazzi chiederò sempre di essere molto disciplinato, credo che è una cosa che loro sono già naturalmente, di quelli che io già conosco. La determinazione, no, per svolgere il lavoro in allenamento e poi portare questo il giorno della partita, quando scendiamo in campo. Sono due cose semplici che secondo me loro hanno già e non sarà difficile di vedere proprio queste caratteristiche, questi aspetti dentro di campo. Secondo me naturalmente, automaticamente si trasferisce ai tifosi tutta questa energia, con la loro energia, la loro positività, né, il loro contributo, perché il settimo giocatore, come hai detto bene, si può fare la differenza e si è visto in il campionato della scorsa stagione che ha fatto anche la differenza in qualsiasi momento della stagione. Il primo obiettivo, come ha detto bene Luigi, è per concentrarsi nel mantenimento delle squadre nella Superlega, no? Più che altro anche giocare una bella pallavolo, quindi cerchiamo di essere molto precisi e cercare sempre questi due obiettivi. Secondo me porterà tanta soddisfazione ai nostri tifosi. Soddisfazione ai tifosi della pallavolo catanese, ricordiamo Catania culla della pallavolo, insomma, con anche degli scudetti vinti, esatti, sia a livello maschile che a livello femminile. Torniamo al calcio con la top 11 che questa volta abbiamo voluto realizzare mischiando le carte, insomma, un po' fra i giocatori che hanno giocato meglio del Catania in questa fase iniziale del campionato. Ricordiamo che la top 11 è basata sulle statistiche e sui dati incrociati, non sono scelte basate sui voti sui giornali, ecco, per dirne una. La possiamo vedere con il Catania che presenta 5 giocatori su 11 contro la capolista, per cui insomma questa è l'idea, con Romeo che ricordiamo non ci sarà nella partita, per cui questa insomma è una mista che abbiamo realizzato con i giocatori della squadra. C'è Thiam in porta, 2,02 m, ricordiamo, 2,02 m, ha parato anche un rigore a Brinzi, tirato male, fra parentesi, ma comunque insomma è un gran portiere. Parata contro il Monopoli nel recupero, anche Leone, un 2001, un play fortissimo. Infortunato. Potrebbe essere invece che possa recuperare, però vedremo. Intanto andiamo a vedere la probabile formazione. Ha cambiato alla fine del primo tempo. Lo so, noi l'abbiamo inserito, però chiaramente i dubbi sono due, anzi 3. Leone lì, come dicevi tu, Mignanelli come esterno sinistro, che potrebbe essere non della partita perché ha avuto dei problemi nell'ultima fase della settimana. Esatto, e poi lì davanti che dovrebbe andare Piovanello e non Guarracino, con Candellone e Piscopo. La formazione invece probabile del Catania, vi diciamo che non dovrebbe esserci Rocca, dunque dovrebbe giocare Deli dall'inizio nel Catania, anche perché le soluzioni non sono moltissime. C'è Zanellato, eventualmente c'è Rizzo che rientra, ma che non è detto possa giocare ovviamente i 90 minuti, sia per quanto riguarda Rizzo. Fra parentesi c'è anche Dubickas che ritorna, sono però tutti giocatori che chiaramente non hanno i 90 minuti sulle gambe, dunque dovrebbe essere la solita formazione con Deli. Potrebbe anche esserci forse una chance per Bois.
È al vero, posto di è Castellini. vero. Bois al posto di Castellini potrebbe essere un'alternativa, lo scopriremo solo vivendo e solo andando. E un'altra cosa, sì. poi mi taccio, credo che i 2 giorni in meno a disposizione di Juve Stabia Sì. per preparare la partita col Potrebbero avere un Catania, peso. Potrebbero avere un soprattutto peso. nel secondo Ricordiamo che la Juve Stabia ha giocato a Brindisi martedì pareggiando 1-1. Abbiamo chiuso con la nostra preview. Io intanto vado a salutare Naomi Moschitta. Ciao Naomi. Ciao Marco, ciao gli amici a casa, alla prossima. Una buona serata a te Gianluca. Noi ci rivediamo venerdì prossimo, caro Gianluca, con tutte le tue giuste dissertazioni legate al Catania. Mentre Alessandro, io ti rivedo allo stadio sempre con molto piacere a Corner e noi ci vediamo lunedì e con noi ci vediamo i nostri telespettatori. Esatto, infatti ricordiamo che saremo in diretta dallo stadio di Castellammare domenica durante diretta stadio, poi vi proporremo ovviamente le interviste, poi lunedì, come diceva Alessandro, c'è anteprima Corner e poi l'appuntamento storico con Corner, mentre preview ritorna venerdì prossimo. Ciao!